Benvenuti a San Pierniceto, è un grande onore potervi ospitare. Spero che il biscotto San Piroto e la granita siano stati di vostro gradimento e spero anche che la nostra ricettività è stata all'altezza della situazione. Vi voglio fare una sorpresa, perché questa sera accanto a me ho una ragazza, una studentessa universitaria che si è occupata nella propria attività da studentessa universitaria proprio del biscotto San Piroto, e allora mi sono detto quale migliore occasione per non farla parlare. Tra l'altro è di origini sanpietresi, perché il padre è sanpietrese a tutti gli effetti, e quindi lascerò la parola adesso a lei. Desidero Martina Milicia, desidero salutare tutti, ringraziare ancora una volta la Prologo, tutte le maestranze, i dipendenti comunali, il comando di polizia municipale, i vigili urbani che sono stati messi a dura prova durante questa serata, ma il successo della serata penso che ripagherà abbondantemente i loro sacrifici. Un ringraziamento anche a Matteo Sciotto, il sindaco di Santa Lucia del Mela, che ci ha voluto onorare con la sua presenza, e all'assessore Merulla, che ormai sono diventati di casa. Vi ringrazio per questa inaspettata visita, molto gradita. E adesso la parola a Martina Milicia. Grazie, buonasera. Sono Martina, studio all'Accademia di Belle Arti di Catania e per una materia catalogazione e gestione degli archivi ho portato in esame proprio il biscotto, perché la materia catalogazione si occupa appunto di raccogliere tutti i beni, nel mio caso quelli etnoantropologici, e quindi tutti i beni immateriali, cioè tutte le tradizioni, gli usi e i costumi dei paesi, e io ho preso in esame, conoscendone la storia, il biscotto sanpietrese. Grazie a questa ricerca appunto ho scoperto la storia, che è un biscotto che, come ben sapete, nasce agli inizi del Novecento da una famiglia sanpietrese che era alla ricerca di un prodotto tipico del luogo, che con prodotti semplici e tipici della zona, ossia il sesamo e il finocchietto selvatico, l'anice, hanno creato questo biscotto che conosciamo in due versioni, tramite la lavorazione che è molto lunga e la cottura che viene effettuata in due fasi per le due diverse versioni, sia quello morbido che quello duro. Perché ci sono due cotture. Durante questo progetto mi hanno aiutata Anastasia e Anna Maria, con la figlia Sebastiana Dolcezza, che ringrazio ancora. E, come sappiamo, appunto è un biscotto che fa parte della tradizione sanpietrese, che si trasmette da generazioni in generazioni, dalle madri ai figli e così via. E questo evento che mi ha portata a San Pierniceto nuovamente per la ripresa di tutto ciò è servita anche alla madre e alla figlia che ho preso in esame per riscoprire il loro rapporto, e anche è stata la scusa per imparare la tradizione, che magari è una tradizione che va persa, perché adesso il biscotto, grazie alla catalogazione che ho effettuato, potrà essere registrato negli archivi di catalogo della regione ed essere messo al sicuro, perché questi beni, queste tradizioni, come ben sappiamo, se non tutelate andranno a perdersi col tempo. E io ho cercato di pensare a qualcosa come il biscotto da tutelare per evitare la sua perdita nel tempo. Grazie. Brava Martina. Un ringraziamento anche a tutti i dipendenti comunali, ai funzionari, un saluto anche al sindaco di Condrò che ci sta onorando anche egli della sua presenza, lo vedo qua sotto, e un ringraziamento anche alla mia squadra, all'assessore Ruggeri, agli altri assessori, ai consiglieri comunali che stanno aiutando a servire la granita e il biscotto, e un ringraziamento speciale e particolare come sempre a Niceto TV Web, che ci consente di esportare il brand San Pierniceto, come piace dire a me, nel mondo, e anche a questo fantastico gruppo composto da Giovanni Passalacqua, tra l'altro di San Pietresi, dalla vocalist, dalla cantante bravissima, e da tutti gli altri, da Santicerto, che ringrazio
per questa straordinaria serata. Grazie a tutti e buona continuazione, perché ancora c'è tanta granita e tanto biscotto. Grazie. Disperazione nasce da una distrazione, nasce da una distrazione. Disperazione nasce da una distrazione, nasce da una distrazione. Disperazione nasce da io tuffo dove la